come quello delle Olimpiadi, dobbiamo però anche forse riflettere su quella che è l'omofobia in una realtà come quella sportiva che ci riguarda anche molto da vicino, ci riguarda anche in Italia. L'omofobia fa parte della società italiana, così come della società russa e di tutte le altre società globali, e riguarda alcuni ambiti in particolare. Uno di questi è lo sport, in cui ancora sono molto presenti alcune immagini di virilità, di macismo, che si traducono poi sistematicamente nell'impossibilità per gli sportivi omosessuali di manifestare apertamente la loro omosessualità, e conservando la possibilità di svolgere anche a livelli professionali l'attività sportiva. Per questo è importante la promozione della lotta all'omofobia all'interno dello sport, sul piano globale in occasioni come queste delle Olimpiadi, e però anche sul piano locale e nazionale in ogni altro ambito sportivo. Grazie.